Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, celebrata ogni 4 anni, simbolicamente il 29 di febbraio. Zaia sottolinea l'importanza di dedicare un pensiero alle persone affette da queste malattie, spesso invisibili nelle statistiche. In Veneto sono circa 50.000 le persone colpite da malattie rare su un totale stimato tra le 6.000 e le 8.000 in Europa. Zai assicura che la rarità non deve trasformarsi in discriminazione e sottolinea l'impegno della Regione nel garantire l'universalità delle cure previste dalla Costituzione. La sanità veneta è protagonista nelle reti di riferimento europee ERN per le malattie rare, con la presenza significativa di diverse istituzioni sanitarie nella ricerca e nella cura. Padova è membro di 22 ERN su 24 attive, seguita da Verona e da altri ospedali della regione. Il Veneto si è dotato di una rete regionale e di un centro di coordinamento per le malattie rare, confermando l'attenzione e l'impegno per questa categoria di pazienti. Zaia evidenzia l'importanza di continuare a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie rare, concentrandosi non solo sulla dimensione sanitaria, ma anche su quella sociale. Un evento speciale alla Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Martedì 12 marzo sarà una giornata benessere. Ti sarà offerta una serie di servizi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di dimagrimento e riduzione della cellulite. Avrai attenzioni speciali per raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere e sconti speciali sui prodotti della linea Somatoline. Passa in farmacia, non perdere questa occasione unica. Farmacia San Giovanni, Borgo San Giovanni, Chioggia.